Eccoci in diretta. Allora saluto e ringrazio per essere qui Eddie Morandini, consigliere regionale Lista Federica. Buongiorno Morandini. Buongiorno a tutti. E buongiorno a Cristian Sergo, coordinatore provinciale di Udine del Movimento 5 Stelle. Allora abbiamo alcuni argomenti importanti da parlare con Sergo e con Morandini. Io partirei da un qualcosa che riguarda la regione, ma di riflesso perché è una norma di carattere nazionale, che è quella della decisione di dematerializzare totalmente il sistema delle prescrizioni mediche. C'è questa indicazione in un articolo della legge di bilancio, ricette mediche solo online, e allora io vi chiedo cosa pensate di questo, perché siamo ovviamente in una società in cui anche le generazioni un poco più indietro nel tempo si stanno avvicinando sempre più e partecipano sempre più alla vita sociale attraverso anche gli strumenti digitali. C'è però qualcuno che ancora non ha accesso facilmente a questi strumenti, dunque un'email, una richiesta online non è una cosa proprio semplice per alcuni anziani, per molti direi anziani. Questo secondo me è l'unico problema da dover superare in qualche modo, Morandini. Ma allora, sì, innanzitutto diciamo che di base sull'idea sono d'accordo, nel senso che comunque dobbiamo cercare non possiamo pensare di cambiare qualcosa lasciando tutto come prima. Detto questo, sono sicuro e sono convinto che si troveranno delle soluzioni, penso insomma si vedranno anche a livello regionale, per venire incontro appunto a questa fascia che, devo dire, è sempre minore, perché anche ogni tanto, su mia sorpresa, ci sono molte persone che magari sono anziani così e riescono e comunque utilizzano i mezzi elettronici anche meglio di me molte volte. Però insomma sicuramente è un argomento talmente importante che non possiamo lasciare indietro una persona che sia una, e quindi penso che una soluzione di aiuto in qualche modo verrà trovata. Io sono convinto che ci sarà un aiuto anche da parte, sono convinto, sia della rete delle farmacie sia dai medici di base, perché comunque poi alla fine è vero che nel momento in cui c'è la ricetta medica online, almeno se funziona come quelle volte che capita a me di richiederla, comunque anche a livello delle farmacie, risalendo col codice fiscale, si riesce a trovare quella che è, sì, o delle strutture mediche, si riesce a trovare quella che è la ricetta. Quindi insomma ci vorrebbero delle figure di sì, tutor a disposizione. Ma più che la figura di tutor, che penso sia abbastanza difficile da trovare in questo momento, perché non si riesce a trovare ruoli ben più importanti. Io sono sicuro che si troverà una soluzione, comunque anche una stampa cartacea, specialmente nei primi periodi, un promemoria, chiamiamolo un promemoria, però che tutto il sistema delle ricette viaggi in forma informatica, secondo me è una cosa positiva. Poi bisogna, come ho detto prima, non lasciare indietro una persona che sia una. Sergo, cosa pensa lei? Forse finalmente tanti cittadini riusciranno a leggere cosa c'è scritto in quelle ricette, che tante volte sono scritte in maniera diciamo abbastanza criptica. Condivido anch'io ovviamente quanto diceva Morandini poco fa, nel senso che l'abbiamo visto anche un po' con l'app dei carburanti, no? Quante volte ne abbiamo parlato? Si doveva fare l'app, passiamo tutto digitale, poi c'erano forti resistenze proprio perché una buona parte della popolazione ancora non era familiare con questa applicazione, e abbiamo dovuto prorogare e fare quello che chiedevamo anche noi 3 anni fa al momento di decidere di fare questa applicazione. Avevamo detto che era troppo poco il tempo da dare ai cittadini. È chiaro che si va verso la dematerializzazione e quindi va benissimo, la digitalizzazione va benissimo, l'importante è appunto fare in modo che tutti quanti ne possano usufruire. Per quanto riguarda le ricette non credo che sia un grandissimo problema, anzi probabilmente anche per questa fascia di popolazione può essere un vantaggio non recarsi o non doversi recare poi
ogni volta negli studi a ritirare le ricette per poi andare in farmacia, farsele, sì, prendere ovviamente quello che può servire. Tutti quanti noi abbiamo diciamo ormai anche questo tipo di disagio, per cui se si va verso la digitalizzazione, battuta a parte come prima, credo che possa essere sicuramente una cosa positiva. Ci vorrà un periodo probabilmente di transizione, sicuramente, cercare di vedere cosa succede oppure no. È vero che ormai anche con le nuove carte d'identità, ormai quasi tutti sono dotati di diciamo, cittadinanza digitale. Le carte d'identità permettono tutta una serie di operazioni, anche con i nostri comuni ormai, le carte d'identità, quelle a formato carte di credito, che ormai vengono a sostituire le vecchie cartacee, però giustamente, come si diceva, c'è bisogno di un supporto che vedremo se come riusciremo come amministrazione pubblica a dare ai nostri cittadini proprio per fare questo tipo di passaggio e di transizione. C'è un altro tema sul quale volevo farvi intervenire che riguarda sempre iniziative di carattere nazionale, il concordato preventivo. Allora, abbiamo letto la scorsa settimana che sul concordato preventivo i numeri hanno detto che non c'è stata una grandissima adesione sia a livello nazionale che a livello regionale, con una percentuale molto bassa, soprattutto nella nostra regione, di adesione tra partite IVA, insomma aziende che avrebbero avuto l'opportunità di farlo, nessuno ha deciso di farlo, o pochissimi lo hanno fatto. Il governo punta di nuovo adesso su questo strumento, poi si chiama concordato, chi dice che è un condono, ma guai a chiamarlo condono, di fatto insomma un concordato significa mettersi d'accordo su quanto pagare e chiudere la partita con il fisco. Morandini, da questo punto di vista cosa possiamo dire? Io poi penso che i vari imprenditori si affidino anche a quello che i loro professionisti dicono. Io ho sentito per radio, mi pare, l'altro giorno, un intervento molto, molto interessante e spero veramente che questo intervento sul concordato sia vero. Voglio anche sperare che sia vero, no? Una delle cause, diciamo, che il concordato non ha avuto una grossissima adesione è che probabilmente in Italia ci sono meno evasori fiscali di quello che noi pensiamo, perché se, come qualcuno lo chiama condono, anche a me non piace chiamarlo condono, fosse un condono, io che so di essere in torto e magari cerco di recuperare. Questo non vuol dire che tutti coloro che hanno partecipato al concordato sono evasori e gli altri no, sia chiaro, parto da questo presupposto. E magari sentendo appunto i loro professionisti, essendo tranquilli di essersi comportati in maniera corretta, hanno deciso di non partecipare. Questa può essere come si dice, una buona notizia sostanzialmente dal punto di vista poi della... ci sono certi tipi di tecnicismi che magari qualche anno fa seguivo di più per dei miei clienti che adesso non seguo, ma sicuramente io sono convinto che ci sia sicuramente da parte di tutti stata un'interlocuzione con i propri professionisti e ci sia stata una valutazione. Poi insomma, se è stato riaperto, mi pare che perché è stato chiesto dalle associazioni di categoria, dei commercialisti, di coloro che comunque appunto ottengono le contabilità delle aziende, quindi probabilmente anche il tempo era limitato, però insomma voglio pensare che la causa della bassa poi insomma bassa rispetto a cosa, insomma c'è stata comunque un'adesione, sia anche quella che insomma non ci sia da parte di moltissimi imprenditori diciamo così, la paura di incappare nei controlli. Ma sono anni, secoli che si parla di evasione fiscale, di come poter recuperare quel gettito per poter poi chiudere i conti dello Stato, perché di questo poi alla fine si parla. L'obiettivo di 2,5 miliardi che era stato prefissato dal governo evidentemente non sarà raggiunto, perché siamo arrivati a 1,3 miliardi. Poi io adesso non voglio credere che sia perché ci sono
pochi evasori in Italia. Probabilmente c'è gente che continua a evadere lo stesso, a prescindere dal concordato meno. E evidentemente oppure perché non gli conviene farlo. Quello che hanno fatto in questi giorni, diciamo, abbiamo già sottolineato alcune problematiche rispetto alle scadenze poi che sono state fissate, che probabilmente il governo dovrà anche rivedere, perché di fatto chi potrà usufruire di questa proroga è chi ha già presentato la dichiarazione dei redditi, ed è il motivo per cui sosteniamo che questa misura non vada poi efficacemente a intaccare quella che è l'evasione fiscale del nostro Paese. Poi speriamo ovviamente che si possa ancora recuperare qualcosa, perché ovviamente anche ogni milione di euro, ogni miliardo di euro che viene recuperato da questo settore è fondamentale per poter, come dicevo prima, attuare altre politiche necessarie ovviamente al nostro Paese. Però andare avanti con concordati che invece di essere preventivi sono quasi più consuntivi, e quindi invece di far emergere quella che è diciamo, l'evasione vera e costringere qualcuno a aderire al concordato, si aspetta di vedere quella che può essere la dichiarazione dei redditi di un contribuente e poi si va a incidere su quella, e come dicevo prima, ma allora andiamo a incidere solo su quelle che sono già diciamo, le cifre emerse che dovrebbero essere recuperate dallo Stato, per cui ci sono problemi anche da questo punto di vista. Mi auguro anche qui che si possa risolvere, anche per dare la possibilità a chi invece vuole o volesse aderire anche successivamente alla presentazione della scadenza del 31 ottobre della dichiarazione dei redditi, perché si avrebbero 90 giorni di tempo per presentarla, cosa che al momento non è prevista. Quindi speriamo che almeno alle persone che vogliono effettivamente aderire e dichiarare i propri redditi nelle modalità diciamo, concesse dallo Stato venga permesso. E poi c'è il tema dell'autonomia differenziata che tratteremo dopo la pubblicità. Per le regioni stanno cominciando ad incontrarsi con il governo, con il ministro Calderoli, per provare insomma, a fare passi avanti dopo l'approvazione della legge, che è stato soltanto il primo passo, ma che non è detto che poi in tempi brevi possa già produrre quello che le regioni hanno chiesto, e cioè di poter gestire alcune competenze da sé, come fanno alcune regioni come la nostra, come il Friuli Venezia Giulia a statuto speciale, con una forma diversa, ma che tutto sommato alla fine avrebbe lo stesso risultato. Di questo parleremo dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta e di nuovo con Edi Morandini e Cristian Sergo qui nei nostri studi. Abbiamo anticipato che avremmo affrontato anche il tema dell'autonomia differenziata. Dopo la legge che è passata in Parlamento, ha superato tutti gli ostacoli, ora si vedrà se poi ci sarà in seguito un referendum oppure che cosa succederà. Potrebbe esserci effettivamente questo ulteriore strumento, ma nel frattempo le regioni dialogano con lo Stato per capire quali potrebbero essere poi in effetti realmente le competenze da poter avocare a sé. Ce ne sono alcune che lo Stato evidentemente punta a trattenere, le regioni vorrebbero forse alcune tutte, no Sergo? Vorrebbero fare uno Stato federale proprio come gli Stati Uniti. Insomma. Dipende quali regioni, certo. Forse quelle del nord che esatto. Stranamente si sono opposte a quello che è stato... Ma quelli del sud neanche ci pensano, qualcuno ce l'ha, il problema è che magari è stato anche vedere come è stata usata l'autonomia. Parliamo di questa nuova ondata di... ma mi riferivo ovviamente a Sicilia e se vogliamo Sardegna, ma quelle ce l'hanno esatto, come ce l'abbiamo noi. Esatto. Certo. Ma parliamo delle altre, insomma, regioni che sono. Esattamente, però adesso vediamo, perché entro un mese si deciderà un po' tutta questa partita, perché c'è ovviamente la Corte Costituzionale che si deve esprimere su quelli che sono stati i ricorsi delle 5 regioni che ovviamente hanno chiesto di abolire praticamente tutta la legge, e poi c'è anche la richiesta di referendum abrogativo su cui la Corte eventualmente bocciando il ricorso
delle regioni dovrà decidere la data su cui fare questo referendum, qualora ovviamente mantenesse la legge così com'è. Quindi entro metà dicembre si è detto, poi vediamo settimana più, settimana meno, si potrà decidere. È curioso che a opporsi a questa decisione delle 5 regioni, no, che hanno proposto il ricorso avanti alla Corte Costituzionale siano state 3 regioni, Veneto, Piemonte e Lombardia. Come dicevamo prima, tutte quelle del nord. Vabbè, sono quelle è che abbastanza curioso ed è abbastanza curioso anche Veneto no, c'era anche l'Emilia-Romagna, ma non si è opposta. Sì, però sono quelle che volevano. No, ma è curioso perché ovviamente non sono le uniche 3 regioni governate dal centrodestra in Italia che dovrebbero usufruire e beneficiare dell'autonomia differenziata. Ora non si è presentata neanche la regione opponendum, come si dice, in opposizione a questo ricorso, neanche la nostra regione, Friuli Venezia Giulia, ovviamente perché si dice sempre che l'autonomia differenziata impatta sulle ordinarie, che è esattamente poi quello che diciamo un po' da un anno ormai, un anno e mezzo a questa parte, ovvero che se non ci saranno tutti autonomi, conseguenze, nessuno esattamente, questo è il problema e ovviamente per la nostra regione sarà se non una perdita di autonomia, un acquisto di ordinarietà, come diciamo sempre, perché alla fine diventeremo come tutte le altre regioni. Questo è il punto che abbiamo però se rimangono tenuto. inalterate le prerogative della specialità, e questa è una mia domanda che faccio a Morandini, ma poi anche a lei dopo, sì, certo. Comunque cambiano. Diciamo. Allora, nel senso sì, è vero, tutti autonomi, nessuno autonomo, però comunque non cambia cambiano. per gli altri, ma non per noi. Quindi gli altri diventano ancora più autonomi, ovviamente, però qui già c'è. E noi alla fine... Sì, qual è lo svantaggio? Ma qual è la specialità? Allora mi dica qual è lo svantaggio? Ma qual è la specialità rispetto alle altre regioni? Quale sarà la specialità che abbiamo adesso rispetto alle altre regioni? Ma è una questione un po' il punto, no? di sostanza o di forma? No, perché nella sostanza cosa può cambiare? Beh, nella sostanza potrebbe cambiare tanto, comunque, anche perché ovviamente quando si gestiscono i soldi dello Stato, perché poi alla fine di soldi parliamo, si tratta, quindi ovviamente e quando si cambiano questi meccanismi è ovvio che verrà impattato anche il nostro bilancio. Ora, sicuramente dovremmo stabilire, guarda, io le faccio un esempio molto semplice così tutti quanti possono capire perché l'autonomia differenziata non funziona. 2 settimane fa è stato deciso di togliere il numero chiuso alle università per infermeria, no? Per medicina, eccetera. Perfetto. La prima cosa che ha detto il Presidente Fedriga, benissimo chiudere il numero chiuso, però le regole devono valere per tutti. Allora, questo cosa vuol dire? Che non puoi fare distinzioni di sorta, in questo campo le regole devono valere per tutti in tutta Italia e poi dare la possibilità alle regioni di fare 21 regolamenti diversi su quello che gli pare. È chiaro che qualcosa da quel punto di vista poi, come detto, potremmo pagarlo noi, ma lo pagherà tutto il Paese, motivo per cui, ripeto, anche regioni di centrodestra non si sono sentiamo Morandini che insomma, fa parte di una maggioranza di centrodestra di una regione per capire, perché forse alcune competenze, per esempio si parlava della scuola, della sanità e dei trasporti, che poi sono quelle sulle quali si discute di più. È chiaro che qualcuno teme che una sanità gestita regionalmente possa creare effettivamente delle problematiche di servizi, di livelli di servizi non assicurati in maniera uniforme, che già è così di fatto, però, perché non ci possiamo nascondere che una certa sanità in alcune aree del Paese va male, in altre invece con tutti i problemi che ci sono va sicuramente meglio. Scuola che potrebbe essere anche in questo caso problematico gestire regione per regione e anche i trasporti. Allora, io nel momento in cui faccio una gara voglio vincerla perché sono più bravo, non perché il mio avversario è zoppo. Quindi per quello che riguarda la specialità, l'eventuale specialità che verrebbe data alle altre regioni, io non sono geloso di questo come Regione Friuli Venezia Giulia, io continuo ad andare avanti e c'è un vantaggio per noi su questo, perché se ci fossero altre competenze che entrerebbero, che dovessero entrare in quelle che possono essere date diciamo alle regioni ordinarie, possono automaticamente essere
date alle regioni che sono già a statuto speciale che non le hanno avuto. Io faccio un esempio, noi con la nostra specialità, per esempio noi siamo l'unica regione in Italia, adesso faccio degli esempi però pratici, che dà il contributo sul fotovoltaico ai privati, siamo l'unici. Siamo l'unica regione in Italia che ha potuto intervenire ha voluto, ma anche potuto e ha voluto intervenire sull'ILIA per la prima e seconda casa, quindi andando a toccare quelle che sono la parte fiscale, la pressione fiscale sulle famiglie. Io ritengo che io mi ritengo convinto, sono un convinto nazionalista, mi ritengo convintamente italiano e avrei piacere che anche qualche mio amico in Veneto, qualche mio amico in Puglia o qualche mio amico in Calabria potesse avere questi vantaggi, perché non è una questione di regioni del nord o del sud, non è una questione di regioni di centrodestra e di centrosinistra, è una questione di regioni gestite bene o regioni gestite male. Però se non andiamo a... la cosa poi importante di questa legge, che finalmente porterà alla definizione, dovrà portare, perché sennò non può partire, dovrà portare alla definizione dei livelli minimi di prestazione. Sì. Che l'anomalia grossa è che non c'è ancora questa cosa. Perché questo sarà un vantaggio anche per le regioni che non vorranno avere certi tipi di competenze. Poi il referendum c'è già stato. Penso che noi referendum delle regioni. Noi ragioniamo tante volte su sondaggi che hanno come base 5.000 persone e li diamo per buoni. Qui l'ha chiesto milioni di persone questo referendum. Perché? Perché evidentemente si ritengono che se amministrate bene possono avere un vantaggio. Se certi tipi di competenze che sono più vicine al cittadino possono essere anche maggiormente controllate dai cittadini. Ma quali sono queste competenze? Ma insomma, cioè la sanità lei la gestirebbe regionalmente? La sanità noi per esempio come Regione Friuli Venezia Giulia la paghiamo la sanità perché è stata fatta quella scelta, però la sanità, la competenza viene gestita dallo Stato, questo penso sia giusto che venga gestita dallo Stato, però poi deve essere gestita con livelli minimi garantiti dappertutto. Per esempio quello che riguarda la parte scolastica io sarei d'accordo, io spero che la Regione Friuli Venezia Giulia abbia più competenza rispetto alla scuola. Ma in quali termini con la scuola? Allora è chiaro che il problema della scuola è soprattutto quello del personale, la gestione del personale. È chiaro che tutto quello che sono le linee diciamo così di formazione devono essere uguali a livello nazionale, come le linee di una cura. Io non posso pensare che una scuola media abbia un programma differente da una parte all'altra rispetto a livello nazionale, quello è chiaro, ma insomma penso sia chiaro. Però se io posso gestirmi il personale, posso dare dei servizi aggiuntivi, perché no? Anzi, secondo me sarebbe un grosso vantaggio, prima di tutto per i cittadini, se io riesco a farlo. Poi penso che se faccio l'esempio, prima ha detto delle regioni, faccio l'esempio. Io adesso in questo momento metto la mia ignoranza, non so se in Emilia Romagna era stato fatto il referendum era stato fatto per l'autonomia, ecco. E adesso si mettono contro, forse diciamo che è più una strumentalizzazione politica che non la reale volontà dei propri cittadini. Ecco. Allora, questo discorso del referendum te lo devi ricordare e glielo devi ricordare a Federica Scocimaro quando parla di nucleare. Perfetto. Quindi ricordati che noi abbiamo già detto 2 volte no al nucleare, però voi continuate a dire che bisogna fare il nucleare, tant'è che lo mettete anche nei programmi del governo. Ma io mi auguro che lo facciamo. E quindi, ma allora vedi che ti attacchi ovviamente solo ai referendum solo quando ti fa comodo. Detto questo, c'era l'aspetto, come si diceva prima, anche della scuola e del personale, ma io ho fatto l'esempio ovviamente del numero chiuso proprio per far capire che
condivido quello che ha detto il Presidente, ovviamente. È giusto che poi non ci siano ovviamente università che fanno entrare chiunque, università che fanno entrare solo chi gli pare, ma questo perché? Perché poi alla fine si vanno a creare quelle disparità a livello nazionale tra regioni e regioni. Però mi pare che senza specialità le disparità si sono già create, non abbiamo risolto il problema, senza autonomia differenziata. Allora, il problema è questo. Prima hai fatto degli esempi, fotovoltaico, no? Alcune Ilia, eccetera. Su Ilia possiamo condividere, nel senso che quella è una cosa che possiamo fare praticamente solo noi. Benissimo. Sul fotovoltaico, noi non è che siamo l'unica regione che dà incentivi per il fotovoltaico perché siamo speciali, lo facciamo perché abbiamo soldi a disposizione per farlo. Perché siamo altre speciali? Regioni... guarda, sì, su questo possiamo ovviamente metterci a discutere su tutto quello che è successo negli ultimi 5 anni e del perché la nostra regione ha visto ovviamente incrementare di tanto le risorse. Partecipazione alle date fiscali. Sicuramente, ma è proprio quello il problema. Tu hai regioni che partecipano fiscalmente con i propri introiti e anche con quelli che sono i famosi decimi, no? Decimini che vengono discussi con lo Stato per poter mantenere qui determinate risorse. Se tu lo fai per tutte le regioni ti troverai sicuramente un domani la regione Lombardia, Piemonte, che sono quelle che si stanno opponendo ovviamente all'autonomia differenziata, che potranno dire sapete che c'è, gli insegnanti li pago 3.000 euro al mese. E ci saranno ovviamente delle regioni che per mantenere quelli che sono i LEP, l'EA, come si diceva prima, i limiti di prestazione per tutto il sistema paese, quegli insegnanti potranno pagarli 1.000-1.500 euro. Poi cosa facciamo? Quando ovviamente torniamo come agli anni 60 con la grandissima emigrazione da nord a sud, poi torneremo a avere in Lombardia ai meridionali, no a questo e no a quell'altro. Ora, o queste cose si capiscono subito, ed è meglio capirle subito, oppure ci ritroveremo fra 2, 3, 4, 5 anni a riparlarne, perché questa è la base del motivo per cui il paese intero, e ripeto, anche le regioni del sud si stanno opponendo all'autonomia differenziata, che non c'entra niente con quella che è la nostra specialità, che è sacrosanta, doverosa, dovuta per motivi storici, culturali e ovviamente effettivi. Ma che sono ancora validi secondo lei? Ma allora, quelli storici ovviamente storici, no, però il fatto che noi in questa regione abbiamo diciamo le minoranze linguistiche che praticamente pochissime altre regioni possono avere e possono vantare, è il motivo per cui noi ancora siamo speciali. Perché ma questo mi sembra di dire che questo non verrebbe intaccato. Però io faccio l'esempio per esempio sulla sanità, no? Noi la sanità è stato deciso qualche anno fa di prendere la competenza, la paghiamo tenendoci una parte delle entrate fiscali. Tu la paghi, ma paghi anche la sanità privata. Non puoi dire che a nord la sanità funziona quando noi paghiamo i privati perché abbiamo soldi a bilancio. Volevo andare da un'altra parte. Ho capito, per esempio, quelli che sono gli stipendi medici vengono comunque decisi a livello nazionale, sì, ci sono delle piccole differenze. Sono contratti nazionali. Sono contratti nazionali e questo penso che sia giusto che rimanga. Non è che autonomia differenziata vuol dire... come fai a dirlo che rimane con l'autonomia differenziata? Non è che autonomia differenziata vuol dire, come ho detto prima, come gli Stati Uniti, una federazione che l'Italia diventa una federazione di regioni. La mia paura invece sull'autonomia del Friuli Venezia Giulia, che noi dobbiamo difendere sempre e comunque, a prescindere da partiti politici e da chi in quel momento sta governando questa regione, è che nel momento, ma lavorato e penso che non succederà, che o perché la legge viene cassata dalla Corte o per il referendum questa legge non dovesse passare, non vorrei che qualcuno cominciasse a dire ma allora perché quelle 5 regioni continuano a mantenere la specialità? Cominciamo a togliere qualcosa, questa è la mia paura, quindi noi per questo anche dovremmo difendere l'autonomia differenziata. E poi continuo a essere convinto che bisogna responsabilizzare quella che è la classe dirigente e bisogna responsabilizzare anche gli elettori, perché se io ho un controllo più diretto, più vicino rispetto alle competenze principali,
posso giudicare se chi mi sta governando è all'altezza o non è all'altezza e quindi cambiarlo o mantenerlo. Si è contraddetto in un minuto, perché 2 minuti fa hai detto che è giusto intervenire sul personale dando qualcosa di aggiuntivo. Adesso hai detto che chiaramente i contratti saranno e rimarranno nazionali. Non ho detto, no. Allora, non potete decidere... Io parlavo di servizi aggiuntivi, non ho parlato di stipendi, non ho parlato di stipendi, prima ho parlato di servizi aggiuntivi, come l'idea riorganizzazione. Prendendo più personale, allora fai... Prendendo più personale, per esempio. Certo, e come lo prendi più personale? Se hai soldi a bilancio. Se ci sono regioni che non avranno quella possibilità di prendere soldi a bilancio, tu non puoi fare i servizi aggiuntivi. O, al peggio, avrai gli stessi servizi delle altre regioni. Sentiamo chi ha il telefono, c'è una telefonata da casa, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono una friulana. Volevo fare solo una domanda oggi ai suoi ospiti. Sì. Siccome gira questa notizia che in regione hanno deliberato che la benzina non si pagherà in Friuli più in contanti, ma bisogna avere una app, no? Mi pare, sul telefonino, un QR code, quelle fantasie nuove che hanno questi personaggi politici. L'app credo che sia solo per lo sconto, non per pagare. Come, scusi? L'app le rispondo io, poi mi risponderanno anche loro. L'app è soltanto per accedere allo sconto regionale, non per il pagamento. Lei può pagare come vuole. Quindi si può pagare in contanti comunque? Al posto sì. Cambia solo che non avrà più la tesserina, ma finché ci sarà, continuerà a averla. O comunque si può stampare un foglio cartaceo col QR code e presentare quello. E alla cassa faranno lo sconto. Quindi alla fine non... E il foglio cartaceo, scusate, spiegate bene alla gente, perché noi non siamo pratici di queste cose. Il foglio cartaceo chi ce lo stampa? Penso... guardi, noi 3 anni fa abbiamo chiesto che una volta stabilito quello che è il QR code da mostrare ai gestori, quel QR code si potesse stampare, il che ovviamente decretava l'inutilità totale dell'applicazione, perché una volta che io ho un foglio da mostrare al gestore non mi serve avere l'applicazione obbligatoria come invece è stata fatta. L'applicazione anche tra i servizi, tipo si sa quali sono i prezzi migliori, quindi uno può decidere dove andare a fare. Nel foglio cartaceo non c'è scritto. Se ci fossero Se vi parlate sopra io non capisco niente. Però ha fatto una domanda secondo me pertinente. Io penso chi glielo stampa il foglio? Io penso che possa essere stampato dal benzinaio. Allora, visto che comunque la gestione viene mantenuta dalle Camere di Commercio, potrebbero stamparle direttamente alle Camere di Commercio. Cioè, alla fine potrebbero mandarlo, come dicevamo noi, via mail a tutti i cittadini e i cittadini se lo possono stampare. Io ringrazio la signora per questo tema perché... Allora, sentite, ancora una cosa. Allora, quando si delibera un qualcosa per noi cittadini, bisognerebbe avere anche... Mi sentite? Sì. La sentiamo benissimo. Bisognerebbe anche che ci fossero delle idee chiare da, come dire, esporre ai cittadini, perché la mia domanda è: io a chi mi devo rivolgere per avere sto cartaceo? E non mi è stata data risposta, sarà qui, sarà lì, sarà là. Allora, organizzatevi bene per favore e dateci una risposta. Ecco, io vi chiedo questo, grazie, ci è dovuto, È dovuto a noi questo, dare spiegazioni chiare. Grazie, buona giornata. Ma questo è il tema un po' della ricetta dematerializzata. La ricetta dematerializzata che secondo me... è un altro tema, ma siamo lì, cioè si arriva... Secondo me la ricetta come la ricetta dematerializzata, penso la possa stampare anche il medico di famiglia. Nel momento, a me non mi è capitato, ci sono non le ricette rosse. Diciamo che con la legge non ci saranno più le ricette rosse, che quelle dovevano essere sempre e solo consegnate manualmente dal medico. O sbaglio, non vorrei... non vorrei sbagliarmi su questa cosa. E su quello che riguarda l'app, penso che sarà la stessa Camera di Commercio eventualmente che stamperà questo QR code, oppure in qualche modo si riuscirà a scaricarlo e stamparlo. Adesso penso che potrà stamparlo anche un privato se ha gli strumenti e le competenze per farlo, oppure insomma penso che rivolgendosi, faccio l'esempio,
al benzinaio, che penso anche l'interesse che poi di cercare di stare vicino al suo cliente, penso potrà in qualche modo fargli l'operazione della stampa. Comunque insomma ci informeremo e faremo in modo di far sapere a TV12 come... Intanto quello che diceva la signora era un problema di comunicazione, perché poi ovviamente vedi, passano magari informazioni che non hanno niente a che fare con quella che è stata la scelta poi di questa giunta. Esatto, e che noi, a parte quello che noi che abbiamo osteggiato e non abbiamo mai approvato, lo voglio dire per chiarezza ovviamente alla signora e a chi ci ascolti. Ma non potremmo neanche approvarlo neanche con l'autonomia differenziata, si potrebbe approvare il pagamento solo in contanti. Certo, sicuramente. Competenza nazionale, che non ci venga data la competenza per farlo, ma penso sia difficile. Però quindi sì, non c'entrano niente contanti, è giusto fare chiarezza. Praticamente c'è solo il passaggio dalla tesserina che veniva rilasciata dalle Camere di Commercio per chi voleva lo sconto carburanti regionale a questa applicazione da installare sul telefonino, che di fatto poi ha un QR code che si può mostrare ai gestori per avere lo sconto. Il problema però che noi segnalavamo anche sulla possibilità di stampare questo QR code è l'utilizzo che poi ne viene fatto, perché se con un QR code facciamo fare benzina un po' a chiunque, anche a chi non ha diritto, siamo sempre lì. Scusi, ma anche la tessera, sicuramente sì. Il benzinaio deve controllare il numero di carta sul QR code. Però sarà molto più facile, invece che avere 10 tessere da dare, 10 macchine diverse in giro per la regione, avere un unico QR code da poter stampare un po' chiunque. Sta dando un consiglio a chi no, poi è ovvio che devi fare i controlli, è ovvio che devi avere un sistema che ti permetta di verificare se una macchina la mattina fa un pieno e la sera ne fa un altro, poi gli vai a dire sì, ma io sono andato a Milano, andata e ritorno, avrò diritto di fare un pieno la mattina, un pieno la sera. È come il controllo che viene fatto con la tessera. Ma quale controllo? Tu non hai un controllo ovviamente di chi sta utilizzando quella tessera con la targa? Sulla frequenza c'è. Sì, ma sulla frequenza c'è il controllo. Certo, ma ti ho detto, tu fai un pieno la mattina, un pieno pomeriggio, io ti dico che sono stato a Milano, andata e ritorno, ho bisogno di fare un pieno e quindi cosa mi vuoi limitare la mia possibilità di fare pieni? Ma se quelle due pieni li fanno due macchine diverse, due persone diverse, tu hai dato che la macchina faccia il controllo, che la tessera corrisponde alla targa della macchina, è un dovere del benzinaio. Sentiamo chi è in linea. Pronto? Ho capito, però. Pronto? Controllarti anche la carta. Pronto? Sì, buongiorno. Pronto, mi sentite? Sì, la sentiamo. Sì, vabbè, niente. Allora, io volevo parlare dell'autonomia differenziata. Io non sono competente in materia, però credo di avere un certo buon senso e non sono un esperto come il consigliere Sergo o il consigliere Morandini, però io faccio una considerazione così da sempliciotto, diciamo, no? Allora, le faccio un esempio: se lo Stato è come un condominio, diciamo, no? Ma se alcuni condomini non pagano le rate o tengono il riscaldamento a 25 gradi invece di 20, perché gliele devo pagare io? Poi un'altra cosa volevo dire al consigliere Sergo. Lui dice ci sarebbero, con l'autonomia differenziata ci possono essere delle regioni che possono dare degli stipendi differenti da altre regioni, ma questo caro consigliere Sergo c'è già, perché 1.800 euro a Udine sei quasi un morto di fame, 1.800 euro in Sicilia sei quasi ricco, perciò la differenza c'è già, perciò l'autonomia differenziata c'è già, perché io quando vado in meridione non ho nessun problema la sera con degli amici a dire andiamo a mangiare qualcosa, perché andare a mangiare vuol dire 10-15 euro, mentre se sono a Udine dicono andare a mangiare, dicono no, per l'amor di Dio sono 30-40 euro. Ecco, allora l'autonomia differenziata c'è già. Poi un'autonomia differenziata. Mette delle cose, cosa succederà. Io non ho la palla di vetro e neanche lui, perciò aspettiamo che succeda qualcosa. Ma comunque, se lei è d'accordo oppure no, però ci dica se è d'accordo oppure no con l'autonomia differenziata. Ma ovvio, ma è un'ovvietà, insomma, no, è banale perfino, no? Che discorsi, è ovvio, sono un'ovvietà come un'ovvietà il nucleare, insomma, no? Perché non andremo mica avanti
con le fabbriche di ceramica e con le pale eoliche, no? O con lei vuole andare in Sicilia, dove però non potrà più mangiare con 15 euro. Bon. Va bene, grazie. Grazie, buona giornata, grazie. Ringraziamo il nostro anche simpatico telespettatore. Sergio, ce l'aveva con lei in particolare. Sì, no, vabbè, ma cioè, come ha detto poi dice vedremo, no? Sì, vedremo. Io vorrei solo evitare di pentirci, come ho detto, fra 2 o 3 anni di queste cose che vengono dette, così come spesso e volentieri ovviamente abbiamo detto alcune cose che puntualmente si sono verificate negli anni. Quindi il vedremo non è che... Cioè, lo stai sereno in politica non funziona e non dovrebbe funzionare. Penso che non possiamo pretendere che tutto migliori lasciando tutto com'è, e quindi io sono convinto che con le dovute garanzie, ma non ho dubbi che queste verranno mantenute, avvicinare i centri decisionali per quello che riguarda, chiamiamola così, più la vita quotidiana ai territori, sia sempre positivo, sia una cosa che vada assolutamente fatta, e penso che l'esempio Friuli Venezia Giulia in questo caso possa essere, e non parlo solo di questi ultimi 6-7 anni, parlo dei decenni precedenti, sia una dimostrazione, insomma, che dare autonomia a un territorio funziona. Pubblicità, torniamo tra poco, e poi l'ultimo argomento che voglio trattare con entrambi è quello, torniamo ancora sul tagliamento, perché siamo a pochi giorni da quella che è stata la riunione della Commissione, che ha raccolto i pareri un po' di tutti e mostrato i progetti e soprattutto quello che dovrebbe essere il progetto che andrà avanti nelle intenzioni della Regione, e tra un po' ne parleremo. Di nuovo in diretta dopo la pubblicità, e allora dovremmo avere una telefonata in linea che abbiamo lasciato in sospeso prima. Sentiamo chi ha il telefono con noi. Pronto? Pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, è in linea in diretta, prego. Buongiorno, sono Carlo da Trieste. Sì. Allora, prima di iniziare l'ultima parte del programma, volevo un po' evidenziare alcuni punti che a mio avviso sono un po' discutibili. Sì, allora, prima il consigliere di 5 Stelle lamentava del discorso dell'evasione fiscale, diciamo puntando sul basso ceto che evade, no? Allora voglio ricordare che ci sono questi dati qua che fanno riflettere. Parlo d'Italia, non parlo d'Europa. In Italia abbiamo un'evasione fiscale delle multinazionali qualcosa attorno a 200 miliardi all'anno. Evasione fiscale da parte del mondo che ci naviga attorno, diciamo, il pubblico sui 135, dei poveracci, diciamo, che è tipo panettieri, il piccolo artigiano, siamo sull'ordine di 15 miliardi. Allora, perché scagliarsi su un'economia? La prima domanda è questa: perché scagliarsi su un'economia debole piuttosto che non affrontare quelli che evadono effettivamente? Secondo, si parlava anche di nucleare. Il nucleare il limite ci potrebbe anche stare, però c'è un problema, il problema della affidabilità della classe politica, perché alle condizioni attuali si sta dimostrando con i fatti che le classi politiche, parlo che sia di destra o di sinistra, non è affidabile. Porto un esempio: se noi costruiamo una centrale nucleare e dopo questa, come si è dimostrato, questa classe politica va a stuzzicare, porto un esempio, nella guerra russo-ucraina nella Russia, chi mi dice che un domani, diciamo, la Russia a un certo punto si spaventisca, ci manda un bel missile, diciamo, ipersonico, colpisca, diciamo, la centrale nucleare con un missile assolutamente normale, così formalmente si salva la faccia e noi abbiamo una Chernobyl tutta italiana? Anche perché nei fatti si sta dimostrando che questi decidono sopra le spalle dei cittadini, ed è un dato di fatto. Ma quindi lei è d'accordo o no col nucleare? Ma non è che sono d'accordo, non si può, questa classe politica non si può. che si sta dimostrando irresponsabile, non si può fare, non si può, perché questi qua hanno coraggio di mettere una centrale nucleare, andare a stuzzicare i vari diciamo, superpotenze nucleari del mondo, dopo questi qua ci pestano e dopo andiamo a piangere. Poi per quanto riguarda, diciamo, l'economia italiana,
Vi porto un dato dell'osservatorio sulla spesa pubblica, e sulla spesa pubblica dice che il 45,16% degli italiani è senza alcuna fonte di reddito e vive a carico di un familiare. Allora, come si dice, la differenziazione, diciamo, l'economia su quello che adesso mi sfugge il nome, sulle regioni, che avrà dato, diciamo, più potere alle regioni, non è fattibile perché dimostra ancora una volta che il governo centrale non è capace né in grado di gestire il sistema paese. E cosa fa? Demanda alle regioni. Quando lo Stato, il compito dello Stato principale è di, come dice la recita la Costituzione, di, diciamo, fare un po' da ammortizzatore tra quelli che sono troppo ricchi e quelli che sono troppo poveri. Se noi diamo più potere alle regioni, va a finire che questo, come ha detto il telespettatore prima, andrà a pagarmi la cena a 18 euro in Sicilia e qua la pagheremo 100 euro. Non va bene, perché il povero siciliano dovrà assumere in nero, altre evasioni in nero, con, diciamo, tutto quanto la filiale per il massimo risparmio, perché non ci sono soldi. Non va bene. Il compito dello Stato è quello di fare il demotivizzatore e non di favorire la liberalizzazione che sta, tra l'altro, a parte di così, tramontando. Grazie, buongiorno. Grazie. 2-1, ma io però non ho mai parlato di tartassare il ceto medio, le fasce deboli rispetto alle multinazionali, cioè non abbiamo proprio toccato questo tema e sono assolutamente d'accordo con quello che si è detto, e se bisogna fare cassa bisognerebbe farla con determinate categorie. Sul tema anche in Italia, sul no? tema Ma basta vedere gli extra profitti, no? Quello che extra abbiamo profitti, detto da sul anni. tema delle grandi aziende che non pagano le tasse qui. Sì, no, che non li pagano, perché ci sono due tipi ovviamente di non pagare diversi. Sono quelli che pagano nei paradisi fiscali perché sono anche le aziende, l'Unione Europea glielo permette, e chiaramente quindi quella non è evasione fiscale, quella è diciamo un permesso che viene dato a questi di poterlo fare. Poi c'è l'evasione vera e propria anche ovviamente delle grandi imprese, delle grandi multinazionali. Ci sono tutta una serie di telefoni in fermento stamattina. Sentiamo, c'è un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, Lucio da Pavia di Udine. Buongiorno. Allora, chiedo, cosa ha ricevuto il Friuli quando c'è stato Chernobyl? Hanno smaltito cereali, frumento, erba, latte, che rimborsi ci sono stati con Chernobyl? Oggi, la settimana scorsa, dicevano che la regione è in allarme radon, no? Sono state raggiunte punte di eccellenza su radon, però non si sanno le cause. Il problema è non con la radioattività solo, ma quando c'è un inquinamento nessuno è colpa. Ci sono voluti 20 anni perché la Corte europea dica che chi inquina paga. Vedi Torviscosa, senza fare il nome delle aziende. No, voglio dire, chi gestisce una centrale nucleare, guarda il Giappone, vedi il Giappone, dopodiché se ne lava le mani se succede qualcosa, e non è colpa nostra, eventi avversi. Quindi abbiamo fatto il referendum, la sovranità è popolare, cioè il referendum è il massimo della democrazia. Facciamo un altro referendum, vediamo se la gente è disposta a rischiare non la propria vita ma il futuro, no? Mettendo delle centrali nucleari gestite da imprenditori furbi e da politici disonesti. Saluti. Grazie, buongiorno. Cosa vogliamo rispondere? Ho aperto il dibattito sul nucleare. Sì, allora, è chiaro che io su quello che ha ricevuto il Friuli dopo Chernobyl, dico la verità, non lo so. Io mi ricordo solo che ero all'asilo in quel periodo e dovevo cambiare le scarpe quando arrivavo. È chiaro che parliamo di catastrofi e siamo tutti consapevoli che comunque la parte dell'energia nucleare ci sono stati dei rischi. È chiaro che sono passati quasi 40 anni da Chernobyl, quasi 40 anni da Chernobyl,
tecnologia è andata avanti, chiaramente la sicurezza non si potrà avere su tutto, non possiamo neanche pretendere di dire faccio una centrale nucleare e devo lasciare fare tutti gli altri paesi vicino a quello che vogliono, perché sennò mi bombardano. Questo, no, ma sì, al di là del tema, proprio per parlare dei paesi vicini. Adesso io non so la metto lì, parliamo giustamente di cambiamento climatico, di riscaldamento globale. Se nessuno di noi avrà mai la controprova, se si fosse continuato con le centrali nucleari, quindi sicuramente le emissioni sarebbero state minori, nella bilancia sarebbe stato meglio, non lo sappiamo, non lo sapremo. Io penso che il mondo va avanti, le tecnologie vanno avanti, è chiaro che la sicurezza deve essere messa sempre al primo posto, dalle centrali nucleari al tagliamento, la sicurezza è sempre quella che va messa al primo posto, su tutto. Su questo allora, non c'è dubbio. Sul nucleare, chiedo anche a lei, Sergo, ma facciamolo riferimento al fatto che a 100 km da qui c'è una centrale nucleare, che tra l'altro di vecchia generazione, e quindi a quanto sarebbe stato opportuno, oppure a quanto è stato inopportuno, mettiamola così, non tentare di partecipare anche all'espansione di quella centrale, come si diceva, ma mettendola in sicurezza. Perché adesso se un pazzo, come diceva il signore da casa, ci spara un missile a Kursk, la centrale saltiamo pure noi. Sì, saltiamo pure noi, ma salteremo comunque anche se la mette in sicurezza, cioè non è che puoi fare ma proprio per questo, essendo così vicini, chissà quale tetto su quello, ma questo chiaramente poteva essere un tema, ma è, come detto, un ragionamento che ci deve far portare alla dismissione di quella centrale, cioè alla chiusura di quella centrale. Allora, quando si parla di centrali nucleari anche in tutta Italia, cioè a Marghera, no? Adesso un altro insediamento in laguna, si vede che sono affezionati a distruggere le nostre lagune, ma il punto che uno dovrebbe chiedersi è: che fabbisogno energetico abbiamo noi in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Lazio, Sicilia, eccetera? Ci servono le centrali nucleari? Quante ci servono e perché? Quanto produce una centrale nucleare? 1 gigawatt. Negli ultimi 3 anni è presieduto anche la quarta commissione, quindi ti posso chiamare Presidente Morandini sa che sono 3 anni che diciamo che noi abbiamo avuto uno sviluppo di fonti rinnovabili indiscriminato in questa regione, tra cui anche tutta la partita dei parchi fotovoltaici e di quello che ma noi abbiamo avuto in questo momento, solo con le istanze presentate negli ultimi 3 anni, 1600 megawatt, sono 1,6 gigawatt di potenza installata di fotovoltaico in questa regione solo con gli impianti a terra. Quindi non parliamo di quello che avete ovviamente incentivato voi con il fotovoltaico sui tetti delle case dei privati, sulle imprese, sui capannoni. Quella vuol dire una centrale nucleare e mezza. Perché nessuno lo dice? E ovviamente il problema non è avere 1 gigawatt e 5, 1 gigawatt e 6 di fotovoltaico come fonte rinnovabile. Il problema è dove è stato installato, perché invece devi solo agricolo si poteva di una centrale nucleare. Non è che ha fatto più danni questo, si poteva fare tranquillamente la stessa produzione di energia a fonti rinnovabili in un altro luogo e noi avremmo avuto la potenza di una centrale e mezza nucleare senza problemi di sicurezza, senza problemi di scorie, senza problemi, perché poi i problemi sono sempre quelli. Dove? In che senso? Cioè, il fotovoltaico? Sì, come avrebbe fatto? Quale sarebbe la sua idea? No, di mettere il fotovoltaico in tutte quelle aree dismesse o degradate che abbiamo, invece che utilizzare il suolo agricolo dove si può ancora produrre mais, perché poi è inutile che ci lamentiamo che abbiamo una produzione di mais scalata del 10, 20, 30%, se poi ormai gli imprenditori agricoli preferiscono dare le proprie terre a chi produce energia rinnovabile, quindi installa parchi fotovoltaici invece che produrre, dal punto di vista agricolo. Per cui il discorso del nucleare è complesso, perché poi ho fatto riferimento alle scorie da smaltire. Dobbiamo ancora smaltire delle nostre centrali che erano aperte, non sappiamo dove metterle, non abbiamo deciso dove metterle. Se qualcuno volesse dare risposte ogni tanto invece che lanciare solo slogan, noi siamo sempre
disposti ad ascoltare. A prescindere dal fatto che la famosa nuova generazione non la vedremo né noi né la nostra nuova generazione successiva, perché se va bene ci vorranno 50 anni per quello che definiscono nucleare pulito, che è tutto ancora da dimostrare, se è possibile da raggiungere, e molti dicono di no. Allora, per quello che riguarda gli impianti fotovoltaici a terra, io su molte cose che ha detto il già collega Sergo concordo, no? Noi anche nella passata legislatura abbiamo provato a fare una legge che ci è stata impugnata, adesso a livello nazionale finalmente è stato legiferato, quindi diciamo che è più difficile oggettivamente fare certi tipi di interventi. Anche noi siamo intervenuti, adesso non mi ricordo se nell'ultima stabilità o nell'assestamento di bilancio con una norma che era già stata fatta anche da altre regioni, non è stata impugnata, per cercare di limitare. Io sono concorde, come ero qua proprio un giorno mentre si commentava l'inaugurazione dell'impianto fotovoltaico di Remazzacco della Fornasilla. Ecco, quello è un luogo dove secondo me va bene fare un impianto fotovoltaico. Io ho 500 metri da casa mia, una ex fornace, so che adesso la stanno bonificando per fare un impianto fotovoltaico, va bene, piuttosto di vedere un sito industriale e un'area dismessa va benissimo. A 2 chilometri da casa mia, fra Tricesimo e Tavagnacco, è una delle aree secondo me più belle collinari della nostra regione, dove passa la pista ciclabile, dove tutti hanno provato a fare qualcosa per bloccare, verrà fatto questo impianto fotovoltaico. Poi non sono ancora partiti, so che hanno qualche problema e spero che veramente questi problemi ci siano, e secondo me è vergognoso fare un impianto fotovoltaico in quel posto lì. Detto questo, non possiamo pretendere, io sono d'accordo, pensare a nucleare non vuol dire abbandonare quello che è la corsa giusta alle energie rinnovabili, no? Perché noi abbiamo solo, giustamente hai detto tu, solo con quello che adesso verrà 1,5 gigawatt di una centrale nucleare e mezza, però sono 3/4 di centrale nucleare, perché non lavora tutto il giorno, lavora solo una parte, e noi comunque consumiamo anche da altre parti, e quindi produce un gigawatt e mezzo, sì, comunque all'anno va una soluzione di come si dice, un compromesso va in qualche modo trovato, perché insomma è chiaro che forse il modo più economico per produrre energia è ancora il carbone, però mi pare che non parliamo più di centrale carbone, perché è chiaro che il danno che viene prodotto è talmente grave. Però insomma dobbiamo trovare una soluzione, perché non possiamo pensare di ridurre in questo momento il consumo di energia. Non è pensabile. Non è più pensabile, quindi una soluzione va trovata nel limite di sicurezza. Non era oggi l'argomento, è venuto fuori, è un argomento evidentemente che è caldo. La soluzione va trovata, ma scusami, il governo con l'ultimo decreto sulle energie rinnovabili ha detto che noi dobbiamo produrre da qui al 2030, installare più che produrre 1,9 gigawatt, che sarebbero 2 centrali nucleari. Uno fa una scelta: o fai 2 centrali nucleari e entro il 2030 non le puoi fare, oppure vai sulle rinnovabili. Benissimo, siamo andati sulle rinnovabili. In questa regione, come detto, solo da quei parchi lì abbiamo richieste, poi vedremo come dicevi prima, perché poi anche Leonacco ovviamente è stato richiesto, ma per fortuna ancora sì, però Leonacco era stata autorizzata prima, quando non c'erano gli strumenti purtroppo. Sì, ma diciamo, noi abbiamo queste richieste e al momento siamo arrivati a 1,6 giga solo di parchi fotovoltaici negli ultimi 3 anni. Poi ci sono quelli precedenti che devono essere ancora realizzati, come appunto anche Leonacco o altri. Per cui la soluzione, ovviamente, se a questi aggiungiamo i 150 megawatt del fotovoltaico ai privati, i megawatt che diamo ai comuni per fare tutta una serie di operazioni, basta vedere l'albo operatorio dei comuni in questa regione. Ogni giorno c'è un comune che mette un impianto fotovoltaico sulle palestre, sui propri magazzini, e sarebbe solo che ora.
No, perché dovevamo farlo 10 anni fa, ovviamente. No? Adesso ci sono le disponibilità economiche, la regione sta spingendo molto su questo, no? Che ovviamente ha spinto su questo. Per cui la soluzione c'è. La centrale nucleare è un finto problema. Poi, se ovviamente, come è successo in Sardegna, gli servivano 6 gigawatt invece che 1,9 rispetto a noi, e arrivano istanze per 60 gigawatt, è chiaro che abbiamo un problema, o no? Su questo... Sì, ma siete d'accordo ovviamente anche voi di limitarlo, però bisogna poi effettivamente andare a limitare. Adesso la normativa è stata fatta, adesso vedremo come... però se realizzassero le istanze in Sardegna avremo 60 centrali nucleari, 60. Perché quella è la produzione di una centrale nucleare e quelle sono le richieste avanzate per le rinnovabili in Sardegna. Poi è ovvio che nessuno lo auspica perché sennò sarebbe la distruzione del paese. Ma io continuo a dire che va trovato una soluzione perché solo con le rinnovabili non ce la facciamo. Punto. Allora, chiudiamo un attimo col tema tagliamento, che abbiamo ancora un paio di minuti, mi siamo arrivati quasi alla fine. Quindi il tema tagliamento. Adesso qual è intanto il cronoprogramma come si andrà avanti? Perché là si era detto che la riunione della quarta commissione, scusa, non sarebbe stata decisiva dal punto di vista dell'impegno a fare una cosa e che cosa. Era un'audizione dove tutti hanno detto la loro ed è stato svelato finalmente, direi, il progetto che ha in mente la Regione, perché c'era stata anche una fase di grandi equivoci in cui venivano mostrati rendering diversi, il ponte unico, il doppio ponte, il ponte qui, il ponte lì. Almeno da questo punto di vista c'è stata chiarezza di fronte ai portatori di interesse. Ma adesso cosa si fa? Allora, innanzitutto la commissione di lunedì scorso è stata, la passata settimana, è stata secondo me molto molto importante perché siamo riusciti a mettere diciamo assieme tutti quelli che sono i portatori di interesse. Abbiamo sentito le opinioni di tutti. La commissione consiliare non ha uno scopo consultivo. Il compito è quello appunto di ascoltare, e lì ad ascoltare comunque c'era la giunta, c'era l'autorità di bacino e c'era diciamo la parte tecnica e la parte politica, c'era anche il viceministro Gava. Insomma, noi abbiamo 3 priorità e dobbiamo trovare il giusto equilibrio. La priorità principale è la sicurezza dei cittadini, questa è fondamentale, è la priorità principale. C'è anche la salvaguardia del territorio che è fondamentale, e io ci metto un'altra, è la tenuta, io la chiamo tenuta sociale, perché non possiamo mettere contro i territori. I territori. Fra di loro, e questo è fondamentale, perché poi questo sarebbe veramente forse il danno maggiore, perché in questo momento c'è questo rischio. E il rischio è questo. Dobbiamo trovare una soluzione. È chiaro che qualcosa va fatto. I sindaci della Collinare, quando hanno parlato, si erano dichiarati contrari al doppio ponte. Il rendering che ha girato anche con la commissione, noi chiaramente abbiamo dato l'opportunità a tutti di parlare, e abbiamo ascoltato tutti. È un rendering, io lo dico sempre, che non ha una base progettuale, perché qui noi non siamo ancora all'avvio della progettazione, quindi il progetto dobbiamo, giustamente i rendering li vedremo sul progetto. Io sono certo che chi doveva ascoltare ha ascoltato le istanze di tutti. Poi gli incontri sul territorio, con il territorio, non sono mai stati negati e sicuramente non verranno negati neanche da adesso in poi. Poi a un certo punto però la politica deve prendersi la responsabilità di agire e di decidere. Sergio. Sarebbe solo che ora.
visto che sono passati 60 anni. Esatto, su quello ma possiamo dire nulla, ma insomma, sì, non ricordo se è stato l'assessore Scoccimarro oppure non ricordo chi, in una delle dichiarazioni post commissione ha detto anche che i cambiamenti climatici stanno anche accelerando forse i tempi, cioè stanno creando una esigenza di accelerare i tempi di decisione sul cosa fare, perché 60 anni fa non c'erano queste situazioni qui che oggi purtroppo si verificano con una frequenza maggiore, quindi quei famosi 100 anni che statisticamente erano stati calcolati potrebbero non essere più 100. Ma potrebbero essere anche già passati, anche 150 potrebbero essere, per carità, con però la tempesta Vaia, potrebbero essere già passati con l'alluvione dell'anno scorso, sì, quando alla Tisana il tagliamento era quasi al limite, e dove gli argini che fortunatamente sono stati fatti alla Tisana hanno retto. Il problema è che alla Tisana ci sono, come ovviamente ricordiamo sempre, altre opere da fare e che si sta ancora aspettando di fare. Ponte stradale da rialzare, deciso 8 anni fa che si deve rialzare, non abbiamo ancora neanche un progetto approvato dai 2 comuni, tra San Michele Tagliamento, che è in Veneto, e la Tisana, che è in Friuli, perché ovviamente ci sono state discussioni su dove mettere le strade che poi devono arrivare al ponte, eccetera. E quindi solite indecisioni che non fanno ovviamente del bene a nessuno. Io rispetto alla commissione che c'è stata il 4 novembre dico solo una cosa, se si doveva fare chiarezza lì non si è fatta chiarezza, anche perché la Regione non ha presentato alcun progetto come ha fatto il 30 aprile scorso con la traversa adiacente. Noi non sappiamo il ponte traversa quanto dovrà essere alto, non sappiamo quanto costerà, non sappiamo quanti metri cubi andrà a limitare a limitare nel percorso del fiume, e non sappiamo quali aree verrebbero allagate in questo momento rispetto all'alveo. Non sappiamo che tipo di argini dovremmo fare tra Dignano e Spilimbergo, rialzare, per evitare poi che le costruzioni che sono state fatte all'interno dell'anno colpevolmente, e lì c'è un istituto tecnico che si chiama Tagliamento, che all'interno dell'alveo ci sono depuratori, ci sono aziende agricole che verrebbero allagate tranquillamente, e ovviamente per non poterle allagare dovremo costruire determinati argini. Allora, quando tutto questo qualcuno si assumerà la responsabilità di spiegarlo ai cittadini, vedrete che se adesso i cittadini sono contrari anche al ponte traversa di Dignano, dopo diranno 62 volte di no, anche perché tutti questi, come gli argini, come le varie opere, e come si diceva prima, il rischio zero sulla sicurezza non c'è, ma non vale né alla Tisana, né a Dignano, né a Spilimbergo. Non possiamo dire che perché non c'è il rischio zero lo lasciamo. No, evidentemente bisogna fare. Aspettiamo e vediamo come vi hanno detto gli stessi comitati. Come lo diciamo noi da ormai 8 mesi, ma sono anni che lo diciamo, perché prima si doveva fare la traversa a Pinzano. Perché, vedete, qui noi abbiamo sempre detto dobbiamo ascoltare i tecnici. Benissimo, ma quali tecnici dovremmo ascoltare? Quelli che fino a un anno fa ci dicevano di fare la traversa a Pinzano? Quelli che fino a un anno fa ci hanno detto dobbiamo fare la traversa adiacente al ponte, che doveva costare 40 milioni e che è ancora prevista nel piano gestione rischio alluvioni, che nessuno ha modificato? Quelli che dopo 4 mesi ci hanno detto no, facciamo una traversa adiacente al ponte che però dovrà costare 200 milioni, o quelli che a luglio hanno cambiato di nuovo le carte in tavola, e parlo sempre di questa amministrazione regionale che dice no, non facciamo più neanche la traversa adiacente, facciamo di nuovo il ponte. Velocemente, Morandini, che dobbiamo chiudere, perché poi sembra che 60 anni che si discute ed è ora di andare avanti. Io faccio solo un esempio. Il venerdì precedente al 4 novembre, quindi 31, giovedì scusa, abbiamo partecipato a Rive d'Arcano ai 20 anni di messa in funzione dello sgomatore del torrente Corno. Ecco.
Questo scomatore ci è stato detto, e non ho dubbi, che ha salvato più volte tutta la parte del Codo Ripese da alluvioni importanti. Ecco, ci hanno giustamente raccontato che quando è stato fatto diceva costa troppo, non vale la pena, non serve, e c'erano i comitati di protesta. Quella volta è stato deciso, è stato fatto e ha salvato. Adesso io non voglio dire che bisogna andare avanti come Caterpillar, come carro armati e non ascoltare nessuno, però una soluzione va trovata per rispetto di tutti. E una soluzione, non possiamo, come ho sentito, questo dire no, dobbiamo cominciare a pensare di spostare la Tisana, cioè, o una parte della Tisana, non possiamo ragionare su questo, non è una cosa che ha senso. Oppure dire, ma visto che comunque il rischio zero non esiste, tanto vale che lasciamo così com'è. E non ho detto anche così, non dubito che dal punto di vista scientifico sia un ragionamento, però dal punto di vista etico-sociale secondo me non può essere una cosa del genere. Una soluzione va trovata, c'è questa l'ultima ipotesi e deve essere ancora fatta la progettazione. Io aspetterei di vedere, sempre validi a recepire una alternativa reale che non è mai stata data. Ma per mettere in sicurezza la Tisana, ed è stato detto anche il 4, ci sono due possibilità di scolmatori che si possono fare anche sul tagliamento per allargare quello che è il canale cavrato che prende le acque dalla Tisana e le porta verso la laguna Basele, che dopo in la Tisana, però. E farne uno eventualmente sopra che porta le acque in laguna. Sì. Però anche lì l'università per esempio ha detto che potrebbe essere un danno gravissimo. Una volta ogni 100 anni che gli porti acqua piovana quando ogni settimana piove e sulla laguna entra acqua piovana. Bene, dobbiamo chiudere qui, ma come vedete il dibattito è ancora aperto e sarà aperto ancora per tantissimo tempo sul futuro della sicurezza del tagliamento. Grazie a Edi Morandini di Staffeldiga, a Cristian Servo, coordinatore provinciale di Udine dei 5 Stelle, e grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.